2-1. Buongiorno Renzo, grande sempre Maggi, qua a Rovigo. lei è sempre un uomo sul pezzo. Oh, finalmente ce l'hanno fatta a fare, a concludere il progetto ZES, dico bene? Bravissimo, lo spieghiamo anche noi. Lei ha detto, lei è molto Arguto. no, più che altro lei è molto conoscitore come pochi delle realtà e anche delle opportunità del Polese. La ZES vuol dire zona economica speciale. Lei sa che c'è solo una ZES in tutta l'Italia del Nord? Che questa Venezia con questo Rovigo. asse. Ricordiamo che non è tutta la provincia, ma è praticamente da Polesella a Castelmassa. Sì, è un gruppo di comuni sull'area del Po rivierasca e alcuni 2 o 3 comuni dell'Interland industriale di Venezia. Porto Marghera. Sì. La ZES vuol dire zona economica speciale, che ha una agevolazione, in realtà l'agevolazione che non è l'unica agevolazione in tutto il nord. L'agevolazione è il credito d'imposta. Però è a scadenza questo. Sì. Certo, cioè non è che sia che no, in sedio qua per 20 anni, 5 anni. No, anche perché il credito d'imposta in funzione di quei soldi che hanno stanziato. Cioè uno cosa ha investito e c'è una defalcazione dell'imposta sul reddito. Però questo è molto importante perché non c'è nulla nelle regioni industriali del nord. L'unica che è questa qua tra Rovigo e Venezia. E l'importo è 80 milioni da spartire. L'importo è 80 milioni di euro. Tieni conto che per investimenti e altre cose fino al 15 di novembre, quindi per imprenditori che hanno fatto queste cose, che vogliono fare investimenti eccetera, dobbiamo riconoscere che debbono subito, quindi che è da incentivare imprenditori che avete la possibilità di fare investimenti in provincia di Rovigo, in quei comuni, nelle aree industriali di quei comuni, in particolare Rovigo, muovetevi se potete perché c'è questa occasione che è più unica che rara. Però la parte alta di Rovigo, che fino a ieri era, cioè fin quando non fosse arrivata Amazon, era l'instant buy. Cioè, anzi, mi ricordo a Frassinelli un'abitazione costava 5-10 mila euro, adesso siamo a quotazioni 60-70 mila euro, quindi vuol dire che arrivando Amazon, arrivando l'altro insediamento di logistica, tra l'altro forse risbloccano l'area di Ikea ad Arquà, eccetera, eccetera, questa parte qua sta crescendo molto. Secondo te avrà uno sviluppo omogeneo? Perché è sempre stata molto trascurata. Cioè, io che sono del Delta, forse è stato molto più in fermento il Delta anche per la Romea, per questo c'è sempre stato più fermento nel Delta, anche perché, come hai ben detto, passa la Romea, passa la statale 16 e vi è uno scambio poi sul mare, quindi che c'è anche l'aspetto legato alla pesca. Però il polo logistico che si sta creando si è creato attorno a Amazon. Però ci sono 2 aziende enormi, 80 e 100 mila metri quadrati, che non hanno ancora aperto. Quando apriranno, secondo me ci sarà un problema di occupazione, quindi bisognerà importare. Ma quindi importare sempre più. Noi che abbiamo sempre detto che purtroppo Rovigo è la Cenerentola delle province del Veneto, questo qua potrebbe dargli una mossa, o fin quando avrà queste dimensioni, ricordiamo 220.000 abitanti, tutta la provincia, che equivale più o meno quasi a Padova, forse anche meno di Padova. Cioè questa dimensione qua si scontra con uno sviluppo? No, perché ovviamente hai uno sviluppo dimensionato alla tua dimensione. Il problema è che la provincia è piccola e le persone nascono meno, sempre meno, anzi c'è la fuga e quindi si sta depauperando. La speranza è
che l'arrivo di famiglie anche da fuori determina una inversione anche della natalità e porti a un radicamento, purtroppo gli aspetti speculativi. Tu dici che comunque in ogni caso uno dei problemi più grossi che si affronta sempre poco è la demografia. Assolutamente. Cioè, al di là della ZES, al di là del polo Amazon, eccetera. Ma la ZES è uno degli elementi che potrebbe aiutare moltissimo, perché ovviamente non riguarda un'impresa, riguarda tutti coloro che vogliono fare investimenti. Se fanno l'investimento si radica un'impresa e quindi per le famiglie che lavorano lì si spera che si radichino anche loro e quindi determinano una crescita umana e anche professionale. È che dopo 20 anni che è cambiata, sta radicalmente cambiando la società, per cui i ragazzi se ne vanno, le famiglie se ne vanno e trovano... E per contro c'è nel Delta in particolare, io conosco il Delta, so che sono certo, deltacentrico, però cominciano a essere tantissime famiglie extracomunitarie, in particolar modo marocchini, arabi, eccetera, quindi siamo preparati a questo cambiamento anche di... vengono pochi, sai, tantissimi, sono pochi, mentre la battaglia che sta facendo in positivo secondo me il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri Tajani con lo Ius Schole è una roba seria, fatta bene, cioè una famiglia ha un ragazzo, ha un minore, questo qui fa i 5 anni, fa le medie, poi è sufficiente fare un corso, sì. Quindi o le medie o le elementari sono sufficienti. Fai le elementari, le medie, magari anche le superiori, e ti pare che debba attendere per avere la cittadinanza? È un italiano fatto, perché ha studiato, magari conosce il dialetto, magari parla in dialetto e conosce l'italiano e la storia d'Italia meglio dei suoi genitori, quindi e forse anche meglio di qualche italiano, molto meglio di qualche italiano che ha fatto scuole abborracciate, perché solo incrementando gli italiani, poli di attrazione, è diventato un polo di attrazione con tutti i problemi. Guarda, ti do una notizia: nel comune di Badia Polesine una società immobiliare veronese ha da poche settimane comprato un edificio che aveva 100 appartamenti praticamente già finiti. Che erano costruiti al Greso al 3/4. No, all'asta. Il proprietario, la società immobiliare ha saputo, la società immobiliare ha evidentemente avuto qualche soffiato, qualche ragionamento. Badia, Amazon è qui, l'ha comprato immaginando che allargandosi quindi ha fatto mercato e questo determinerebbe una ulteriore, cioè il mercato è in grado di reagire, è che non lo puoi fare da oggi a domani. Sai quanti sono i dipendenti di Amazon? A regime deve essere il 2005, no? Sono 1500, pensa, 1500 con contratto a tempo indeterminato. Poi ce ne sono da 300 a 900 che fanno le stagioni. Sì, quindi a regime so che avevo detto sarà il 2005. Sono tanti. Sono tanti. Se tu vai davanti o dietro al parcheggio, vedi una distesa di auto, ha fatto le ore anche più impensate. Dai, speriamo che ultima provocazione. Professor, ma se cresce l'Alto Polesine, cresce il Basso Polesine, Rovigo riuscirà a bilanciare questo o verrà schiacciata? Una nuova amministrazione, speriamo che la nuova amministrazione entri presto a regime e sia in grado sono 3 mesi che sono... Mi perdoni. Guarda, chiunque diventa assessore o consigliere per la prima volta, assessore soprattutto, anche sindaco, perché vuoi 2, 3, 4 mesi per ambientarti, perché la pubblica amministrazione purtroppo è un po' complicata. Professor Maggi.